Bentornati amici e amiche di Ascoltadeo. Stasera torniamo a parlare di musical con Romeo Loves Julie, scusate. Il musical che ha chiuso la rassegna concorso Sognando Broadway, di cui vi avevo parlato nelle puntate precedenti. Diciamo che questa compagnia è un po' particolare perché nasce in un centro commerciale, ma adesso andiamo a farci spiegare tutto dal nostro ospite qui con noi, Andrea Vania, regista e direttore artistico del musical. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, spieghiamo un po' ai nostri telespettatori come nasce questa compagnia, questo cast. Hai detto bene, è un progetto un po' particolare perché nasce all'interno e per idea del centro commerciale Hypercity, in particolar modo. Più o meno un anno fa Angelica, la responsabile marketing del centro, ha un'idea abbastanza fulminante ma innovativa ed è quella di realizzare un vero e proprio musical per festeggiare il compleanno del centro commerciale. Quindi avete fatto, diciamo, dei casting, dei un vero e proprio provini casting, esatto, a maggio, dove sono stati scelti i protagonisti di questo... I 15 protagonisti di questo musical che sono ballerine e cantanti, quindi abbiamo fatto un casting per cercare proprio ragazzi in grado di cantare e di ballare. Il musical poi che avete portato in scena è Romeo Loves Julie, esatto, che diciamo che è... La trama è ispirata alla nota storia shakespeariana. Alla classica storia di Romeo e Giulietta. Diciamo che l'avete rielaborata. In chiave moderna, per cui proprio in linea con le caratteristiche del centro commerciale, l'idea è quella di trasportare i concetti dello scontro di due famiglie e dell'innamoramento, cose che non cambiano mai nella storia, ai giorni nostri. Quindi con lo scontro tra Capuletti e Montecchi, che sono due famiglie, due gruppi completamente opposti anche ai giorni nostri. La prima volta che avete portato in scena questo musical, quando è stato? È stato proprio in occasione del 5° anniversario del centro commerciale, all'interno del centro commerciale, ed esattamente il 22 di ottobre. E quindi sono state coinvolte le persone che in quel momento magari stavano visitando il centro commerciale. Avete avuto un riscontro positivo? Un ottimo riscontro, nel senso che è stata fatta una fantastica campagna in realtà di pubblicizzazione, quindi tutti sono arrivati sapendo di assistere ad uno spettacolo, ma l'hanno scoperto arrivando lì, perché non sapevano bene come poteva svolgersi dentro al centro commerciale una storia di questo tipo. Poi avete partecipato, come dicevo, alla rassegna concorso Sognando Broadway, e adesso mi raccontavi che avete un evento futuro in cantiere. Il centro si rilancia con una nuova idea per l'anno 2012 e quindi a metà marzo più o meno ci saranno il nuovo casting per un nuovo spettacolo, un nuovo musical che andrà in scena sempre a ottobre 2012. Quindi chi si fosse perso questo musical potrà comunque venire a vedere il prossimo. Diciamo che il coreografo e comunque le persone che hanno lavorato a questo musical sono persone di talento, Assolutamente, il tutto è stato fatto con con un ottimo cast, per cui Gianluca Frezzato, coreografo del musical, è stato un braccio eccezionale da questo punto di vista e abbiamo messo insieme, devo dire, uno spettacolo in poco tempo, perché neanche un anno. In pochi mesi i ragazzi sono stati straordinari e adesso vedrete qualcosa. Esatto, adesso vediamo un pezzo tratto dal musical. Racconta brevemente, insomma, di che cosa si tratta. Sì, abbiamo lasciato a casa Romeo e Giulia in questo caso e abbiamo portato invece le due famiglie, cioè Montecchi e Capuletti. Quindi quello che vedrete è il momento dello scontro conosciuto da tutti tra le due famiglie, il momento in cui il rappresentante ufficiale dei Montecchi, in questo caso Mercuzio, sfida ufficialmente Paride, che nella storia è proprio il rappresentante dei Capuletti. Benissimo, adesso lasciamo spazio ai nostri artisti, ai nostri ballerini e ecco voi Romeo Loves Julie. Buona visione.
d'accordo, avete visto che bravo, li hai messi d'accordo tutti che ti picchiavano insieme. Bravi, che bello, cioè, bello, vero? adesso che faccio la vignetta così impara. Hai fatto parte anche tu del musical. Oh, Adesso andiamo a conoscerli prima uno per uno. Daniela. Kiwi. Eric. Marco. Anthony. Martina. Veronica. Alessio. Nicolò. Tania. Ecco qua. Dai Ruvo, adesso puoi mostrare il tuo lavoro. Comunque Martina se quella che me ne ha più di tutto, cioè mamma mia quanto male. Oh là, vieni qua tesoro che la prima è dedicata a te, bastardi, ed eccola qua. Senza fiato. Sì, cioè il suo costo è fatti. Siamo nati in un centro commerciale perché in ospedale non c'era più posto. Chiaramente questa me l'hai suggerita. Qua invece vi ho fatto tutti assieme. Martina, sta tranquilla, adesso è una battuta. Stai tranquillina, eccola là. Noi siamo i Montecchi e ora vi meniamo. E noi siamo i Copuletti e ora vi trombiamo. Fortuna non siamo più in fascia protetta, perché qua con le tue vignette... No, ce l'ho la fascia, adesso mi sa che mi faccio mettere una fascia. Ricordiamo nuovamente dove potremo rivedervi ai nostri telespettatori. E beh, il nuovo casting, come dicevo, riparte a metà marzo. Per informazioni e tenervi aggiornati www.ipercity.it. Benissimo, e adesso passiamo la parola alle bronze Milano per tornare a spesa. per tornare a giocare. Indovina che posto è.